vi darò autonomia, sarete autonomi. Darò ai feudi autonomia, basta con le guerre, basta. Corona, assemblea, popolo, basta con le guerre, pace. La libertà porta alla guerra, vi lasceremo l'autonomia, ma sarete del regno. Autonomia, pace, non libertà. La corona accettò, Mattia venne liberato, torturato. Allora arrivò un episcopio da Calais, arrivò ad Arbarè. Arrendetevi, Eleonora, o vi metterete fuori dalla chiesa. È ridicolo, episcopio. Noi siamo cristiani dalla notte dei tempi. E vi voglio dire questo, episcopio: ci sono stati giudici da nulla e grandi giudici. E così è per gli episcopi. E verranno episcopi che ci renderanno giustizia. Ci renderanno giustizia! Allora Eleonora e Mattia fuggirono via, e i falchi e il vento li seguirono, e anche gli uomini li seguirono. Vennero distrutte le mura di Arbarè, e i monaci scavarono e trovarono il manoscritto, ma non lo aprirono perché avevano paura. Vennero con 144 croci portate da 144 monaci, senza toccare il manoscritto lo misero in uno scrigno e lo portarono in processione verso Calais, ed era la prova del patto col diavolo. E quando passavano si faceva il segno della croce la gente di Sardegna in processione con un carro e 2 buoi. Lo misero in una nave il manoscritto di Lucifero, il manoscritto nascosto della libertà di Arbarè. Il libro di Lucifero partì dalla terra, dall'isola a forma di sanda.